è stata presentata ufficialmente a Roma l'edizione della Primavera del Prosecco DOC 2009, una delle più articolate rassegne enogastronomiche del Veneto, che da quest'anno ha un legame importante con la capitale. La conferenza stampa si è svolta direttamente nelle sale del Ministero alle Politiche Agricole e Forestali alla presenza del ministro Luca Zaia, che non ha mancato di intervenire sul percorso che sta portando il Prosecco ad ottenere la riserva del nome. Ma che cosa significa Primavera del Prosecco DOC per il Ministro? Significa la volontà di dimostrare che si ha la possibilità di promuovere un prodotto mantenendolo collegato al territorio, quindi il binomio prodotto-territorio, l'identità produttiva e tutto quello che ne consegue. Un Ministro quindi legato al suo territorio. Un ministro fortemente legato al territorio e che mette al primo posto gli agricoltori e l'agricoltura e vuole rilanciare l'agricoltura di questo paese. Quello che sta lui facendo per quello che riguarda la comunicazione è di fondamentale importanza perché ha rimesso al centro del mondo della comunicazione di mass media l'agricoltura.